Ciao a tutti, eccoci alla prima puntata di Soundtrack City versione web, ma che potete ascoltare anche in radio all'interno del programma Classic Rock On Air di Renato Marengo. Allora, ho qui il mio amico dalla Trinacria con furore, Massimo Privitera di colonnesonore.net, per parlarci velocemente di questo format. Noi cercheremo di dare delle dritte dal punto di vista delle visioni, delle serie televisive, ovviamente in chiave soprattutto musicale. E perché? Ce lo spieghi, Massimo? Altro che Trinacria, da Milano. E quindi, come dice Brian Eno, la musica spesso è l'arte di muoversi restando fermi, e visto che siamo obbligati alla reclusione, se stiamo fermi a casa, godiamoci la musica attraverso le serie TV. Ma cercheremo di dare anche uno sguardo all'attualità, cercando di parlare di manifestazioni o iniziative che si svolgono durante questi giorni. Marco, non dobbiamo dimenticare la cosa importante, che faremo una diretta speciale il giorno 8 maggio per i Davide Donatello. Quindi faremo una diretta dalle 17 alle 18:30 con ospiti speciali importanti, tra cui alcuni dei candidati nelle categorie che più ci interessano, ovviamente miglior musicista, miglior canzone e miglior suono. Benissimo, allora via, Chuck, partiamo. Potrei sbagliarmi, ma penso che tu abbia avuto un incubo. Sto per distruggere tutti quelli che ami. C'è una cosa che teme più di tutto. Dobbiamo scoprirla. La prima serie di cui ci parla Massimo è Dracula. Su Netflix, dagli autori di Doctor Who e Sherlock, con le musiche di David Arnold e Michael Price. David Arnold famoso per tutta la sua collaborazione con Roland Emmerich, con Independence Day, Stargate e poi anche Godzilla, autore anche di alcune delle colonne sonore di 007, e Michael Price è stato un suo collaboratore e poi è diventato il co-compositore di alcune serie, tra cui anche Sherlock. Dal punto di vista narrativo mi sembra che siamo più o meno nella tradizione, cioè si parla di un Dracula in versione abbastanza tradizionale, o mi sbaglio? No, non ti sbagli, l'ambientazione è quella dell'era vittoriana. Dracula dalla Transilvania va a Londra, classica trama, un po' sullo stile del Bram Stoker di Dracula di Francis Ford Coppola, e la musica di Arnold e Price unisce alla perfezione elettronica e sinfonismo classico. A proposito di questo, io penso che tu ci potresti parlare, ne abbiamo già parlato per radio, di alcune tecniche particolari che sono state utilizzate per le scene di paura. Come Scary Music, i due compositori si sono inventati delle cose incredibili. Hanno utilizzato sangue vero dentro un bicchiere e muovendolo con un dito creando degli effetti strani. Poi hanno fatto registrare le voci dei figli dei produttori, dei fonici, dei montatori, e con un organo tutto mischiato sinteticamente hanno creato degli effetti di dissonanza vocale proprio da musica de paura, come si dice a Roma, classica. Anche il suono delle bare, hanno fatto pure, okay. Produzioni. Ok, allora possiamo dire che innanzitutto la scrittura di questi due compositori è un mix perfetto tra appunto sound design e scrittura orchestrale, e questa diciamo che è la nuova onda dei compositori attuali. Allora, proseguendo con le new entry, abbiamo per cominciare, direi, ormai un classicone, no? Casa di Carta stagione 4, che dire, l'heist movie serial per eccellenza, perché è un film di rapina, cioè è una serie tratta dai soliti classici film di rapina, e i compositori sono Ivan Martinez Lacamara e Manel Santisteban, e sono dalla prima stagione sempre loro. E la peculiarità di questo duo di compositori è l'usare musica sintetica, elettronica, con pochissimi accenni ad ambienti orchestrali, molto alla Hans Zimmer e alla Thomas Newman. E su tutto direi una canzone che c'entra molto con noi, no? Con noi italiani. Canzone
per eccellenza diventata l'inno della resistenza della serie e dei protagonisti della serie è Bella Ciao. Sì, peraltro siamo sul pezzo perché il 25 aprile, eccolo. Allora, mentre invece un'altra serie di cui possiamo parlare a sorpresa, direi che è Tales from the Loop. O no? Parlaci un po'. Tales from the Loop è una serie fantascientifica con due autori, di cui uno famosissimo, il padre della musica minimalista, Philip Glass. E oltre a Philip Glass poi c'è un secondo compositore, se non sbaglio, no? Sì, Paul Leonard Morgan. Tutte e due hanno mischiato i loro stili, e la serie è un po' particolare perché è una serie fantascientifica sullo stile dei confini della realtà, ogni puntata autoconclusiva con registi di una certa importanza, alcuni anche attori famosi tipo Jodie Foster o Andrew Stanton, che è il regista di Nemo e di Wall-E. We're representatives, like Tupperware girls. Let's get down to it. Allora, passando dalle new entry, andiamo al box set, cioè tutte le serie già complete presenti sui vari canali streaming. Qual è la tua serie preferita di cui parleremo ora? Beh, senti, no, ne voglio parlare assolutamente. Trattasi di The Bletchley Circle San Francisco. La sinossi è presto fatta. Ci sono 4 donne, 2 inglesi e 2 americane, che durante la seconda guerra mondiale fanno parte di una task force che decritta i codici dei nazisti. Si ritrovano subito dopo la fine della seconda guerra mondiale a San Francisco per risolvere dei casi grazie proprio alle loro abilità di decrittologhe, se si dice così, spero. Viene narrata come la serie femminista per antonomasia, in quanto queste 4 donne sono assai emancipate per i tempi in cui si svolge la storia, ovvero nell'immediato dopoguerra. Dal punto di vista musicale la trovo stra-interessante, perché questo compositore della seconda serie, che è James Gendrich, riesce a coniugare da una parte il sound del dopoguerra, e cioè si va dal jazz all'R&B, alla musica che appunto girava nel dopoguerra, compreso anche quello che restava dello swing e via dicendo. Peraltro in questa colonna sonora sono presenti strumenti acustici quali ad esempio il vibrafono, che una volta erano molto utilizzati nelle colonne sonore, soprattutto quelle degli anni 50-60. E contemporaneamente però la sua scrittura è anche non tanto orchestrale quanto da camera, e questo mix tra musica diciamo così vintage e la sua scrittura ne fa veramente un connubio interessantissimo e particolarissimo. Marco, allora parlami delle canzoni, perché ci sono dei momenti particolari da un punto di vista canoro nella serie. Sì, ci sono tantissime canzoni di autori vari. Tra le tante ce n'è una che io ricordo in particolare su una delle ultime puntate, ed è I Only Have Eyes for You, un celeberrimo pezzo dei The Flamingos, che in questa serie viene reinterpretata da un grandissimo cantante, peraltro dal vivo, perché lo canta proprio all'interno di un locale dove si svolge una scena, ovvero sto parlando di Guy Garvey, cioè il cantante degli Elbow, un grandissimo cantante e una grandissima interpretazione e anche un grandissimo arrangiamento. Allora adesso invece parliamo di una serie, ci parlerai tu Massimo di una serie, ovvero Good Omens, che se non sbaglio è disponibile sul box set di Amazon. Non hai sbagliato affatto, Marco. Good Omens è una serie particolare perché narra la non sopportazione più da parte di Dio e di Satana degli esseri umani, quindi cercano di distruggere la terra definitivamente, che in questo periodo diciamo che va anche abbastanza in linea con i tempi vogliamo buttarla così. E il compositore è David Arnold, quello di Dracula, di cui abbiamo parlato in testa alla trasmissione. David Arnold stavolta usa un mix di generi musicali, rock,
sinfonico elettronico, citando a piene mani Queen, Toto, della colonna sonora di Dune di David Lynch e altre cose particolari, con un suono veramente notevole di puntata in puntata, anche abbastanza beffardo, ironico, perché comunque alla fine la serie è molto grottesca, comica, veramente carina da consigliare. Bene, allora abbiamo chiuso questa parte dedicata al box set, adesso passiamo al primo ospite della nostra rubrica. Allora, ciao a tutti, ecco qui i nostri ospiti di oggi a Soundtrack City, che ci parleranno di un'iniziativa assai interessante e peraltro voglio dire, o si mette in atto ora o tra un po', grazie a Dio, non si metterà più in atto. Sto parlando di Sabina Magrini, che è la direttrice delle ICBSA, Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, per capirci meglio, ex Discoteca di Stato. Ciao Sabina. Ciao a tutti. E Francesco Liotard, che è il fondatore di Locate Your Sound, che nella vita poi la sua figura professionale è quello di fonico, di presa diretta di cinema e altro. Allora, insieme al Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova hanno messo su un'iniziativa fantastica, secondo me, che è questa. Sui social avrete visto sicuramente, ma non solo sui social, anche sulle principali testate, una serie di immagini delle nostre città vuote, ma questo attiene al senso della vista. Poi dopodiché c'è anche l'udito. Come è cambiata la percezione uditiva delle nostre città, che sono scese improvvisamente in una sorta di silenzio irreale? Ecco, questa iniziativa, da quanto ho capito, vuole testimoniare ciò che sta accadendo a livello di suono nelle nostre città, ma non solo, anche nei nostri paesi. Dico bene, questa iniziativa si chiama Paesaggi Sonori Italiani Covid-19 e il claim appunto dice: apro la finestra e registro. Allora io partirei da Francesco, ci spieghi un attimo in che cosa consiste questa iniziativa? Sì, allora questa iniziativa consiste nel praticamente appunto aprire le finestre e registrare questo cambiamento che il paesaggio sonoro sta affrontando in questo momento, dato dal fatto che è stato tolto il frastuono della nostra quotidianità. Sicuramente ti fa riemergere delle storie che c'erano sepolte e mai ascoltate. È un momento incredibile che vale, secondo noi, la pena di essere documentato più che raccontato, proprio documentato, perché il valore lo si scoprirà più avanti. Più avanti. E praticamente in cosa consiste? Cosa chiedete di fare a chi vuole partecipare a questo esperimento sociale? Ecco. Chiediamo di appunto munirsi di qualunque strumento che possa registrare, nella peggiore delle ipotesi anche un telefonino con una piccola applicazione di quelle che permettono adesso, e di documentare per dei minuti, lasciare fuori dalla finestra e di caricarle sul sito appunto attraverso su questa mappa in cui confluiscono tutte queste cose nell'archivio della Discoteca di Stato. Ecco l'indirizzo del sito per poter poi appunto inviare questo documento, questa registrazione. HTTPS, va bene, locateyoursound.com, poi lì ci sono tutti i banner Covid-19, paesaggi sonori italiani. Ok. A questo punto chiedo a Sabina Magrini, in che cosa consiste la collaborazione a questo progetto? Allora, noi siamo un istituto antico, nato negli anni 20. È un istituto nato per raccogliere e documentare le voci di coloro che fecero grande la nazione. Quindi questo nostro istituto sostanzialmente costituisce l'archivio sonoro del nostro paese. E per archivio sonoro si intende tutto, dalla voce del politico al racconto, la tradizione orale, il folklore, ma anche il paesaggio appunto
del suono che ci circonda. Anche Infatti la musica, ovviamente, no? Anche la musica. Oltre naturalmente alla musica, certo. E quindi in questa grande funzione di archivio sonoro ci sembrava molto interessante raccogliere e conservare una testimonianza sonora relativa a questo preciso momento. Come diceva Francesco, è un momento incredibile, terribile, ma è vero, ci ha permesso di riscoprire delle sonorità che forse noi non abbiamo mai conosciuto e forse neanche i nostri genitori, quindi proprio un mondo diverso che abbiamo chiesto a tutti in massima sicurezza di raccogliere e registrare dalle proprie finestre. E da qui lo slogan, appunto. Da qui lo slogan, resto a casa e apro la finestra e registro. Una domanda. Sì. C'è una seconda parte, no? Poi di questo tipo di progetto, cioè noi ci auguriamo che che ci liberino prima o poi tutti quanti e poter riuscire esatto, e a quel punto le condizioni per registrare questo particolare momento storico non ci saranno più. Ecco che la ripresa delle attività produttive sicuramente esatto. Il silenzio verrà meno e cambierà il paesaggio sonoro. E noi però che cosa avremo a quel punto? Avremo un ricco tesoro da poter prendere in considerazione ed esaminare. Toccherà quindi agli studiosi della società, agli antropologi, le diverse discipline vagliare questi materiali e, tra virgolette, scremare. Sicuramente la qualità tecnica, la qualità dei contenuti sarà diversa, però serviranno a rappresentare e costituire un'interessantissima fonte per la storia. La storia appunto può essere anche le voci che risuonano in un mercato. Questa mattina mi è capitato di esaminare dei materiali che ci sono pervenuti dall'ARPA del Piemonte. Bene, tra le voci registrate di un passato, perché l'interessante del loro lavoro è che loro ci hanno consegnato circa un anno fa materiale relativo alla situazione di un anno fa, sono ritornati negli stessi luoghi adesso, registrando i rumori o i non rumori di adesso. Bene, c'è una piazza di mercato desolata, vuota, i banchini chiusi, il silenzio. Su questo hanno riproposto le voci di un anno fa. Ci sono voci dialettali, voci di stranieri che cantano e decantano la bontà dei prodotti che vengono venduti su quelle bancarelle. Chi costruisce la storia della società avrà molto interesse nell'esaminare queste voci, perché il prima e il dopo non sono alta storia, ma sono la storia dei nostri giorni, è quello che noi davamo per scontato, ma che adesso riascoltandoli dopo un periodo di digiuno acquistano un senso incredibile. Sì, posso immaginare. Allora io vi ringrazio Francesco, anche io stesso ho partecipato a questa raccolta. Vi voglio dire che io forse l'ho inquinata questa raccolta perché mi sono messo fuori in finestra a registrare, ma io ho come vicina di casa un proprietario di un pappagallo ara, per cui chi sentirà a Roma si immaginerà piena di pappagalli ara. In realtà è solo il verso del mio vicino di casa. Allora io vi saluto, vi ringrazio a tutte e due. Presto ci sarà una nuova puntata proprio sia su Francesco Liotard che con Sabina Magrini della ex discoteca di Stato. A prestissimo. Grazie a voi. Ciao. Allora, eccoci con la rubrica finale, e cioè Made in Italy. Il nome poi coincide anche con una serie di cui parleremo adesso, perché questa parte finale è dedicata proprio alle serie televisive realizzate in Italia. Allora, ci parli di questa serie televisiva? Sì, Made in Italy, serie che tratta la storia della moda in Italia a partire dagli anni 70, da Milano ovviamente, da cui sono partiti poi tutti gli stilisti più famosi nel mondo che oggi ancora conosciamo e osanniamo. Serie con le musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia,
La serie di per sé già è abbastanza connotativa del periodo storico in cui è ambientata, quindi musica anni 70, sound di quell'epoca, molto funky, soul, con alcuni elementi distensivi molto rilassanti, da musica chilly out, come la si chiama, e niente, un lavoro veramente carino che andrà in onda su Canale 5 a breve, e che è già, come nel box set di Amazon, presente in tutta la sua interezza. Molto bene, allora altre serie che sono andate in onda ultimamente, oltre le due nuove, Il commissario Montalbano, dirette direttamente da Zingaretti appunto, c'è stato Don Matteo 12, poi Il paradiso delle signore e Vivi e lascia vivere, queste ultime targate Rai. Com'è? E anche Doc, quella con Luca Argentino. E anche Doc, giustamente anche Doc. Allora, per oggi è tutto, per questa puntata è tutto, però con il claim finale, che questa volta è un claim finale che ha trovato Massimo, di un compositore che si farà, se si farà, sì. Sì, diciamo non tantissimo conosciuto, però è di una certa importanza. Parliamo di Wolfgang Amadeus Mozart. Caspiterina, tra l'altro ci gioca Doc per i David Donatello, poi lo scoprirete perché. E la frase è: divertirsi con la musica come atto di gioia, quello che abbiamo fatto noi in questa puntata e che faremo nelle successive. Fatelo anche voi. Allora, buona musica a tutti e alla prossima. Ciao.